Se non fai sostenibilità, se non fai innovazione, ma innovazione sostenibile e quindi economia circolare, significa che non hai capito come fare i soldi. E quindi in realtà queste tecniche, diciamo, attente verso l'ambiente e la sostenibilità, sono indispensabili per le imprese per crescere, perché avete capito, avete sentito che le banche non finanzieranno più le imprese che non hanno la certificazione ambientale e quindi diventa una cosa, direi quasi obbligatoria, ma uno la deve fare perché guadagna di più facendo queste politiche ambientali di sostenibilità, di economia circolare, cioè fare meno sfidi, usare meno energia, inquinare meno, paga, molto semplice. No, c'è stato uno sputtanamento, per parlarla in termini veneti, di qualche trasmissione televisiva che ha enfatizzato praticamente che noi inquiniamo e in realtà c'è un'invidia e gelosia verso un successo di un'area che è diventata area UNESCO poi oltretutto, che ha eliminato il glifosato che è uno degli inquinanti più pericolosi che chi produce lo champagne ancora usa, pensate un po', e molti altri territori e sono venuti a colpire il Veneto perché siamo troppo veloci, siamo troppo bravi, quindi qualche volta c'è l'invidia che vince su certe trasmissioni, soprattutto quelle dove i territori non sono governati da giornalisti che sono più di sinistra che veri giornalisti.